Rieccoci, primus inter pares, appuntamento del mercoledì del gruppo TV7 e vi ricordo che, come di consueto, che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospiti abbiamo già sviscerato parecchie problematiche per quanto riguarda la sanità, l'assessore regionale del Veneto Luca Coletto. Abbiamo parlato di tanto e di tutto, ora andiamo a vedere questo video, parliamo anche dei vaccini e quindi perché poi è anche uno dei temi scottanti per quanto riguarda la prossima campagna elettorale della Lega, mi sembra, no? Andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Corazza e poi ne parliamo in studio. In vista della scadenza del 10 marzo, quando bisognerà presentare a scuola la certificazione che attesta l'avvenuta immunizzazione, i centri vaccinali sono in tilt, sovraffollati e sotto organico a causa delle numerose famiglie con figli che frequentano la scuola dell'obbligo e non a posto con le vaccinazioni, i cui genitori si stanno informando e un po' alla volta mettendo in regola con il calendario vaccinale tra ciclo base e richiami vari. Un esempio per tutti, i dati dell'Ulse Euganea. All'approvazione della legge i minori non in regola erano 15.345. Da agosto a dicembre ne sono stati immunizzati 2.265, ovvero il numero di quelli non in regola è calato a 13.080. In questo scenario, che porta alle elezioni del 4 marzo, grande attenzione è data al tema relativo alla misura coercitiva imposta dalla legge Lorenzin. I partiti si dividono tra i favorevoli, primo fra tutti il PD che promuove la legge, e chi, pur essendo a favore dei vaccini, non ne approva l'obbligatorietà, come la Lega che intende cancellare le norme Lorenzin. Posizione questa non condivisa dagli alleati di centrodestra, Forza Italia in primis. Dello stesso parere della Lega invece è il Movimento 5 Stelle, favorevole ai vaccini e alle raccomandazioni piuttosto che all'obbligatorietà. Che confusione Luca Coletto, anche qui i partiti ognuno dice la sua, fra poco si andrà alle politiche, dunque abbiamo abbinato il problema dei vaccini nella parte iniziale del servizio, Elisabetta ha raccontato di quanti praticamente progressi vaccinati non hanno fatto e ovviamente i partiti nelle prossime politiche come si esprimono per quanto riguarda questa problematica. Ma allora, innanzitutto va detto che noi siamo assolutamente a favore delle vaccinazioni, cioè, questo l'abbiamo sempre detto, sottolineato, nonostante il ministro Lorenzin abbia paragonato le posizioni della Lega, non della Regione Veneto, a quelle dei Novax. Sia la Lega che la Regione del Veneto sono a favore dei vaccini. Noi contestiamo solo, o meglio, diciamo che siamo favorevoli a una vaccinazione volontaria, a una vaccinazione convinta, a una vaccinazione senza paure, cosa che spesso e volentieri le notizie che rileviamo dal web, spesso e volentieri deviante, inoculano questo virus appunto della paura delle vaccinazioni. Effettivamente quelli che sono gli eventi negativi, gli esiti negativi delle vaccinazioni sono pochissimi, sono 1 su 1 milione di vaccinazioni. Peraltro la sospensione dell'obbligo vaccinale in Veneto è avvenuto nel 2007 ed è avvenuto sulla base di una Stato-Regioni, quindi una condivisione fra Stato e Regioni, di una direttiva finalizzata proprio alla vaccinazione su base volontaria, perché si intendeva fare quello che si faceva in Europa, che si fa in Europa, almeno una quindicina di stati in Europa non hanno l'obbligo vaccinale, ma hanno appunto la vaccinazione su base volontaria, i risultati ci sono, e quindi di sviluppare questo tipo di linea guida, quello della vaccinazione su base volontaria. 2005 valutazione di intesa Stato e Regioni, vaccinazione su base volontaria, 2007 attivazione della volontarietà vaccinale in Regione del Veneto. Perché? Perché la Regione del Veneto all'epoca aveva delle vaccinazioni che superavano il 95%, quindi risultati eccellenti. Ricordo che all'epoca erano 4 i vaccini obbligatori, non 12 come si voleva fare e 10 come sono diventati. Siamo l'unico Stato a livello europeo che ha 10 vaccinazioni obbligatorie. Ci ha seguito la Francia, l'ha approvato poco dopo l'Italia, ma le ha attivate, le attiverà meglio l'anno prossimo, evitando gli ingorghi presso
i distretti, presso i medici di medicina generale, presso le strutture per come dire, mettere in ordine quelle che sono le vaccinazioni dei nostri bimbi. Allora, condividendo quella che è una via di vaccinazione convinta, inoculando il virus della cultura vaccinale, perché noi puntiamo a quello, fare cultura vaccinale in maniera tale che poi si trasmetta di padre in figlio e non ci sia... Sì, ma i contestatori di questo dicono praticamente in parole povere che è un interesse anche delle case farmaceutiche di far questo perché guadagnerebbero tanti soldi e vanno a fronte anche di certi vaccini che non fanno il bene di un bambino, praticamente riducendo il concetto in maniera semplice. Certo, altri dicono invece che vaccinandosi si risparmia perché si fa prevenzione. Certo. Quindi abbiamo la contrapposizione delle due cose. Quelli che vedono negativo. Ma infatti, io dico invece, guardando in faccia la realtà, che è giusto fare cultura vaccinale, spiegare ai genitori quelli che sono i pro e i contro ce ne sono pochissimi, guardi, ma veramente pochi. I pro, abbiamo eradicato il vaiolo, una patologia che faceva milioni di morti all'anno con le vaccinazioni. Però è giusto non essere coercitivi. È giusto essere convinti di vaccinare i propri figli sapendo che si fa il bene dei propri figli e quindi andare a raccogliere anche quelle sacche che si sono fatti convincere dalle fake news di Novax o di gente, di persone, cittadini che hanno paura di vaccinare i propri figli, convincerli che la cultura vaccinale è quella vincente. Certo. Questo vuole la Lega, questo vuole il Veneto. Perfetto. Senta, lei è anche responsabile nel suo assessorato anche della sicurezza alimentare. Cosa vuol dire controllare il cibo che mangiamo, controllare le provenienze, controllare tutto quello che c'è da controllare? Sicuramente il cibo che mangiamo, su questo non c'è dubbio, e i nostri veterinari lo fanno in maniera eccellente, visto e considerato che la Regione del Veneto ha una presenza importante di aziende legate alla zootecnia, aziende legate all'agricoltura in generale, aziende legate alla produzione di alimenti. L'abbiamo fatto anche queste verifiche, qua tiriamo fuori un'altra nota dolente ma che abbiamo gestito insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità e insieme all'Istituto Superiore della Sanità, oltre che al Ministero della Sanità, anche la questione FAS. Senta, le faccio un paragone, le faccio un esempio, Colletto. Vado su una grande distribuzione, un grande magazzino di salumi, faccio un rapporto che fattura 5 milioni di euro, tanto per darle l'entità, non un'aziendetta che vendeva 15.000 forme di prosciutto San Daniele e di Parma, credo fino a 6-7 anni fa. Ora ne vende 1.500. Il fabbisogno ovviamente è sempre delle 15.000 che vendeva prima. E io le ho chiesto, ma dove le acquista le altre 14.000? Arrivano dalla Germania, arrivano dalla Cina, arrivano di qua, invece che costare il prosciutto crudo 18 euro al chilo, 20 euro al chilo con lo scarto, con l'osso, mi racconti, io non sono preparato, però ho capito cosa voglio dire, se lo vendiamo a 5 euro al chilo. E mi domando, ma vengono controllati questi prosciutti che arrivano? Le ho fatto un esempio, potrei farne degli altri, ho fatto un esempio molto semplice. I prosciutti di Parma e del San Daniele di Montagnana vengono venduti 18-22 euro, 18 euro al chilo, il costo sarà di 22-23 perché c'è l'osso in mezzo. Non ne vendono più, vendono tutte le pizzerie, i ristoranti, prendono quello cinese, quello giapponese che cacchio ne so da dove arriva e costa e ve lo vendono a 5 euro al chilo. Io non so se è buono o no, però le chiedo. Assolutamente sì, naturalmente vengono fatti i controlli del campione. Lei ha conoscenza immagino di questo, vero? Certo sì, anche le uova, le famose uova. Sì, io mi sono fermato. Che arrivano nelle autobotti, non arrivano più. Volevo parlare anche del pane, mi sono fermato sul prosciutto tanto per fare un esempio pratico. Naturalmente sì, vengono fatti naturalmente i controlli del campione, che funzionino non c'è dubbio. Mi viene in mente l'ultima che abbiamo visto in televisione, la questione francese del latte in polvere, il Lactalis, che è stato intercettato proprio da queste verifiche che vengono fatte ai veterinari a livello europeo, e controllando appunto gli alimenti li bloccano. Ma noi abbiamo fatto addirittura di più. Guardi, mi scusi, gli italiani, l'ho visto un servizio tempo fa sulle Iene, l'avevo visto, vanno a acquistare il pomodoro, il succo di pomodoro in Cina
e gli italiani acquistano quello che nemmeno gli stessi cinesi acquistano il pomodoro marcio, che costa meno nel servizio che ho visto delle Iene di quello che vendono, che non lo acquistano i cinesi. Ha detto non lo mangiamo nemmeno noi. Cioè dico, ma la sanità, chi controlla la sicurezza alimentare in Italia in questo caso? Certo. Perché la maggior parte partono da Napoli. Certo. Vengono controllati o no? Vengono assolutamente controllati. Ne dirò di più, per quanto riguarda le nostre aziende zootecniche e comunque sia finalizzate alla produzione di alimenti, subiscono anche le verifiche da parte dell'Europa. Abbiamo delle commissioni europee che vengono a verificare quella che è la bontà delle nostre produzioni e ne risponde naturalmente la sanità veneta, i nostri medici veterinari e le nostre strutture veterinarie che fanno prevenzione e anche verifica della qualità degli Detto alimenti. questo, sono contento, mi auguro che siano controllati tutti perché è quello che mangiamo, però mi domando poi, la seconda parte della domanda è... Mi permetta di interromperla, noi abbiamo per obbligo di legge i nostri veterinari presenti all'interno dei macelli. Certo. Quindi seguiamo tutta la macellazione. Parlo quelle che arrivano da fuori, non quelli nostri. Quelle che arrivano da fuori, io posso rispondere purtroppo o per fortuna sicuramente di quello che produciamo noi. Però noi vendiamo... E di quello che arriva da fuori facciamo controlli a campione, naturalmente quello che è permesso per legge. Io dicevo, questa azienda di Padova, questo magazzino di Padova che vende i prosciutti, vende quelli stranieri e ne vendeva prima quelli italiani. Come dicevo, il rapporto è proprio questo, 15.000 ne vendono 1.000. E mi domando, economicamente non perde l'Italia in questo? Il prosciutto di San Daniele perde produzione, il prosciutto di Parma produzione, il prosciutto di Montagnana produzione, a discapito di un prosciutto che molto probabilmente chissà che prosciutto è. Io dico una cosa che a molti non piacerà, ma noi come movimento, come partito avevamo proposto i dazi proprio per limitare queste questioni, per tutelare le nostre produzioni che sicuramente sono di alta qualità. Detto ciò, oltre alla sanità veneta che fa le verifiche, abbiamo anche i NAS che vanno a controllare gli alberghi piuttosto che i ristoranti, piuttosto che le varie industrie di produzione. Quindi abbiamo un team d'alto livello, mi permetto di dire team perché spesso e volentieri lavoriamo in squadra. I NAS sono assolutamente preparati, sono assolutamente precisi, oltre che severi e profondi conoscitori. Ecco un metodo per diciamo, controllare la merce che arriva ovviamente dall'estero, perché non si può più bloccare visto che il mondo sta cambiando, però... Certo, però io mi sentirei tranquillo, sotto questo punto di vista mi sentirei tranquillo. Sarei tranquillo, ho tranquillizzato anche il telespettatore e quello che va a mangiare nei vari ristoranti e nei vari locali. Siamo in conclusione, non potevo non parlare di quello che è successo a Padova recentemente, ne parlo tutti i giornali, anche oggi mercoledì è uscito in prima pagina nei quotidiani locali ovviamente l'argomento del medico che ha chiesto, ovviamente, che tra l'altro è un bravo medico, un bravo ginecologo, che ha chiesto la parcella ovviamente a una paziente e anche un altro medico donna. Andiamo a vedere il servizio di Milano Schicali e poi sentiremo il pensiero dell'assessore Coletto. Una spiacevole vicenda, quella che vede coinvolto il Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Padova, ma non solo, coinvolge tutta la sanità della regione Veneto. Due nomi importanti, due medici sono stati coinvolti da uno scandalo, in mano alla Procura di Padova capire le verità e quali le colpe. Il caso divampa grazie all'inchiesta del format TV Petrolio, in cui viene mostrato il dialogo tra un noto medico dell'azienda ospedaliera di Padova e una paziente a cui pare venga chiesto del denaro per effettuare prima possibile un intervento ginecologico. La paziente però non è altro che un'inviata del programma televisivo che registra tutto e mostra il risultato dell'incontro in diretta al commissario per l'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, a cui non resta che confermare l'avvenuta concussione. Ma il caso non sarebbe isolato, infatti sembra ci siano delle ombre anche sull'operato di un'altra ginecologa che pare abbia offerto, sempre ad una complice dell'inviata, sconti sulla prestazione per non effettuare fatture e su chi al CUP abbia indirizzato le chiamate in privato ai medici. Bocche cucite in azienda ospedaliera a Padova sia per il direttore generale Luciano Flor che per il professore Giovanni Nardelli, direttore della clinica di ginecologia e ostetricia.
In controtendenza dalla regione il governatore Luca Zaia annuncia un esposto alla magistratura, vista la gravità del fatto e il fango che getta sulla sanità del Veneto. Rabbia per il comportamento dei due medici anche dall'Università di Padova, che apre un'indagine interna. Nel frattempo il medico in questione, nonostante al momento penalmente non gli sia stato contestato nulla, si tiene ben lontano dai riflettori. Raggiunto da noi al telefono, dichiara di star bene, di aver già rilasciato troppe dichiarazioni e di aver contattato un legale. Assessore Colletto, non so se è l'unico caso che ne è uscito, ma credo sarebbe da controllare anche queste vicende perché ce ne sono parecchie. Sì, allora, va sottolineata una questione. Il Presidente Zaia ha già attivato un'ispezione non solo a Padova, ma a livello regionale, un'ispezione amministrativa proprio legata a questa questione, la questione dell'intramoenia allargata, dell'intramoenia fatta presso strutture private, perché c'è un'ulteriore variante. Tanto va verificata se era stata autorizzata questa attività professionale privata fatta al di fuori di quella che è la struttura universitaria, quindi il luogo di lavoro del professore. La situazione non è così semplice come sembra. Bene l'attivazione dell'ispezione amministrativa fatta dal Presidente non solo a Padova ma a livello regionale. Aspettiamo quelle che saranno le conclusioni dei magistrati, perché insomma massimo rispetto. Ma ha parlato con lei è l'assessore di competenza del Veneto, questo medico, questi medici, questi due hanno parlato con lei di questo caso, con la regione, con Zaia personalmente oppure no? Credo, con me sicuramente no, non credo nemmeno col Presidente. Ma non era giusto che magari uno di voi o l'assessore o il Presidente andasse a fare una chiacchierata con questi due per capire, visto che il caso è diventato un caso nazionale? Ma guardi, sono situazioni talmente delicate e talmente difficili che io non avrei avuto nessun problema e sicuramente tantomeno il governatore Zaia, ma credo che insomma le parole vanno prese con il bilancino, previa, sottolineo, verifica da parte della magistratura, certo, della situazione, facendo una fotografia reale delle situazioni per quello che sono e al di là delle dichiarazioni che noi sentiamo adesso, con tutto il rispetto, delle televisioni, dei giornali e quant'altro. Va fatta una foto reale, vanno fatte le ispezioni attivate dal governatore e poi insomma si tirerà la somma finale di questa situazione. Certo è che è spiacevole. Sarebbe maggiormente spiacevole se alla fine della fiera fosse solo una speculazione. Senta, è stato molto chiaro, non continuo in questo ragionamento perché nell'esporsi di quello che ha detto ovviamente non condivide l'operato, ci mancherebbe altro, però le chiedo, questi medici, questi chirurghi che fanno questo, parlo anche a livello nazionale, lo fanno perché, detto questo, prendono poco in virtù di quello che fanno e salvano vite come stipendio o perché l'uomo è egoista? Ma secondo me, allora, prendere poco direi di no. Il professionista a quel livello ha il giusto stipendio, viene ripagato nella giusta maniera. È altrettanto vero che le loro prestazioni vengono richieste da più persone, da più pazienti, quindi l'opportunità di fare anche l'intramoenia credo sia inevitabile a determinati livelli. È altrettanto vero che all'interno della regione del Veneto, nonostante i super professionisti che abbiamo nelle disponibilità dei nostri ospedali, siano in pochi a fare attività di intramoenia a determinati livelli, cioè con determinati introiti piuttosto importanti. I nostri medici diciamo sono dedicati quasi solo ed esclusivamente a lavorare all'interno dei nostri ospedali. Certo. Senta, il medico in questione è stato sospeso dalla clinica privata, invece l'azienda ospedaliera lo continua finché non avrà ulteriore certezza da parte della magistratura a lavorare in azienda, insomma. Ma su questo non c'è dubbio, un dipendente pubblico, anzi dipendente dell'università, è chiaro che il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor potrà predisporre una sospensione se lo riterrà opportuno, ma alla luce di fatti ben dettagliati, così no. Quindi io dico attenzione
andiamo in fondo, ben vengano, anzi sono necessarie queste ispezioni per fare chiarezza, non solo a Padova ma in tutto il Veneto. Tutta l'Italia direi. Per ora insomma io ne ho a sufficienza col Veneto, sono ben contento di stare in Veneto. Quindi verifiche da parte della magistratura e poi insomma sarà la magistratura a dire sì, no però. Esatto. Va bene, siamo arrivati alla conclusione, Assessore Luca Coletto, di questa puntata. È stato un piacere, credo che abbiamo sviscerato parecchie problematiche, insomma risolto parecchi quesiti per quanto riguarda la sanità ovviamente e per far conoscere i nostri telespettatori. Io le auguro davvero in bocca al lupo, adesso avrà un mese impegnativo perché ci sono le politiche, quindi anche lì lei del Lega dovrà lavorare dietro in maniera impressionante, quindi in bocca al lupo per tutti e due, sia per quanto riguarda la sanità del Veneto e per quanto riguarda la prossima campagna elettorale. Grazie, crepi il lupo, buona serata a tutti e a presto. Grazie Luca Coletto, invece do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.